Carissimo amico, ti ringrazio moltissimo per gli squisiti frutti canditi, per la buona cioccolata e soprattutto per il tuo gentile pensiero. Mi dispiace molto che da tante sere non ci vediamo a San Vidal. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ti saluto con affetto, Ugo. Mio amore, grazie, grazie, grazie per il Debussy. Lo studierò. Mio caro Gabri, non trovo parola per descriverti la gioia immensa che provai ricevendo le tue care lettere, mio amore. Spero che ricevi le mie lettere che ti scrivo giornalmente. Ieri durante la giornata avevo un po' di inquietudine perché non avevo le tue notizie, ma la sera giunse il tuo telegramma e la mia tensione si calmò. Non so se hai ricevuto il telegramma del 22. Mio amore, spero che ricevi le mie lettere che ti scrivo giornalmente, mio adorato. Ti scrissi ieri che avevo ricevuto il tuo telegramma. Te ne sono tanto grata. Ora la mia giornata non è che un momento di felicità, quello in cui ricevo le tue notizie. Dolce piccola e dotissima amica, forse è arrivata una lettera a Cervignano, ma non l'avrò se non domani. Domani manderò anche questa mia alla posta, laggiù. Ha ricevuto i telegrammi da Cervignano? Ha ricevuto la mia lettera di commiato? Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ti saluto con affetto, Ugo, 3 agosto 918. Mio amore, spero che ricevi le mie lettere che ti scrivo giornalmente. Sono senza notizie di Gabri oggi. Sono piena di malinconia e di pensieri folli. Te li dirò al tuo ritorno. Ordella, Muriella e Pentella mi guardano con i loro sguardi di bambine incoscienti. Penso tanto a te, Gabri, e penso anche che forse è vano e presuntuoso da parte mia di pretendere che tutti i tuoi pensieri siano miei in tutti gli attimi. Cara piccola, ieri sera Renata non mi disse di aver promesso che saremmo venuti, altrimenti non avrei mancato di avvertire Gabri. Carissimo, mi dispiace molto che da tante sere non ti vediamo a San Vidal. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ti sono assai grato per avermi voluto offrire le tue beffe. Ho molto ammirato la canzone del Quarnaro. Ti stringe cordialmente la mano. Affettuosamente, Ugo. So così poco di te che devo fare uno sforzo. Sembra che tu mi sfugga ed è tanto penoso. Sono senza le notizie di Gabri oggi, mio adorato. Ho passato tutta la mattina in un'ansia indicibile. Verso le 4 andrò da Renata per vedere se ha le tue notizie. Spero che tu possa ricevere le mie lettere che ti scrivo tutti i giorni. Non ho avuto lettera e la giornata mi sembra lunga e orribilmente incolore. Se Renata non avrà un tuo telegramma, come farò a dominare la mia ansia e la mia impazienza? Mio Gabri, sono stata 2 lunghi giorni senza le tue lettere. Oggi finalmente arriva quella alla quale hai posto la data del 26, ma che invece è del 25 secondo il timbro postale. Ogni qualvolta arriva una tua lettera ho sempre la speranza che la notizia del tuo arrivo. Anche oggi nulla. Mio Gabri, ieri Renata mi mostrò il tuo telegramma. Io finora non ho avuto le tue notizie, mio amore. In questo minuto ricevo la tua lettera del 15, sono tanto contenta. Mio Gabri, sono molto triste, devo farti dei rimproveri. Io non faccio altro che scriverti continuamente ed è una settimana giusta che non ho nessuna notizia tua, nemmeno una parola
Le tue lettere sono l'unica mia gioia in questa vita così malinconica e grigia. So che hai delle occasioni frequenti per scrivere e mandare una parola, perché non lo fai, mio amore, sarà certamente monotona, ma ti devo ripetere ancora e sempre che questa è la mia quinta lettera da che non so nulla di te. Questa separazione per me è troppo crudele, sembra che tu la sopporti meglio di me. Ho ricevuto finora tutte le lettere, ma alcune con ritardo. Ieri non mi fu possibile di scrivere. Come mi tenta il piccolo tubo nella scatola d'acciaio. Ultimo amore, ultima amica, ultima convulsione del cuore attossicato, ultimo baleno di giovinezza accorata. E so che non mi puoi comprendere, piccola cara. Carissimo amico, ti ringrazio molto per gli squisiti dolci, per la buona cioccolata e soprattutto per il tuo gentile pensiero. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Ugo, 3 agosto 1918. Mio Gabri, come hai potuto rimanere tutto il pomeriggio senza mandarmi una parola? Questa è la terza lettera che ti scrivo. Avresti dovuto mandarmi quella lettera, o almeno una lettera. Che hai fatto? Io sono rimasta distesa e poi ho suonato un po'. Ho tanto pensato a te. Ho risuonato il brano del San Sebastian. Ti ricordi? Ecco i biscottini che tu prediligi, ma non per farli valere stasera, come tu dici, ma per mangiarli tutti tu solo. Non sono fritti nel grasso. Mi fai soffrire, Gabri, col tuo mutismo. Ti amo, la tua piccola. Cara piccola, la vecchia vita rifiorisce, le vecchie abitudini ritornano, il dolce e terribile silenzio si rompe, le lampade si riaccendono, il cannone tace nella sera musicale. Mi dispiace molto che da tante sere non ti vediamo a San Vidal. Le tue affettuose parole mi sono assai gradite. Sono fiero poi che della mia promozione tu m'abbia inviato un segno palese della barbarie nemica. Ti ringrazio moltissimo per gli squisiti frutti canditi e per la buona cioccolata. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Ugo Levi. Mio Gabri, ti scrivo queste righe, non so se ti arriveranno, ma non posso fare a meno di scriverti, mi pare che così io ti sia più vicina, ti racconterò la mia giornata. Ho baciato la tua lettera di ieri, potessi baciare la tua bocca, ora sono le 10 e ricevo il tuo telegramma. Durante la mia visita si parlò del San Sebastian. Ne mando un esemplare a suo padre, che poi conoscerà quando sarà qui la musica mirabile di maestro Claudio. Arrivederci. Non sapevo che l'amicizia della Piavoletta avesse tanta importanza nella mia vita. Torni presto. Mi ricordi a tutti i suoi. Le bacio le mani. Il suo Gabriele D'Annunzio, 22 dicembre 1918. Dopo la prima vostra lettera non è giunta nessun'altra. Il mio soldato ripartirà il 24. Spero che ne porti una. Grazie. Carissimo amico, le serate non sono molto gaie per Ugo. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Mio adorato Gabri, ti scrissi ieri che avevo ricevuto il tuo telegramma, te ne sono tanto grata. Spero che tu stia bene e che tu sia completamente guarito dall'infreddatura. Sei contento di sapere che qui c'è una piccola che pensa a te sempre nel modo più appassionato e più tenero. E tu hai il tempo di pensare a lei. Quando chiudo gli occhi ti vedo davanti a me, vedo la tua bocca che mi piace tanto e tutto il resto. Cara piccola, se Ugo conserva quel piccolo libro legato in tela fiorita della Società Editoriale Italiana, dov'è la mia prefazione delle musiche antiche, può portarmelo ora? Sì? Gabri. Carissimo, ti sono assai grato per avermi voluto offrire le tue beffe accompagnate da affettuose parole. Ho molto ammirato la canzone del Quarnaro. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia. Mi rallegro molto di vederti stasera. Grazie Gabri, non mi dici nulla perché, che cosa succede quando saprò, mio Gabri, come hai potuto rimanere tutto il pomeriggio senza mandarmi parola. Questa è la tua terza lettera che ti scrivo, avresti dovuto mandarmi quella lettera o almeno una lettera, mio Gabri. Grazie dei biscottini che mi arrivano proprio per il cacao che sto prendendo ora. Cara piccola, ieri sera Renata non mi disse di aver promesso che saremmo venuti, altrimenti non avrei mancato di avvertire.
Se le leggi meccaniche e la povertà dei nostri mezzi non si opponessero, rimarrai sempre in aria, sempre nel cielo ostile. Quando la vita comune mi riprende, soffro e m'adiro. Le sirene continuano a dare gli allarmi vani. Per consolare la dormigliosa mando qualche delicatezza. Forse, verso sera, il mio corpo galleggerà presso la riva di San Vidal. Una prece, Gabri Gabri. Carissimo, mi rallegro molto di vederti stasera. Affet Ugo, 14 aprile 1918. Mio Gab, grazie dei biscottini che mi arrivano proprio per il cacao che sto prendendo ora. Penso continuamente a te e non voglio che ci siano delle persone che possano dire che tu ora non vuoi loro più bene. Ti ringrazio degli zamponi che mi vanno a meraviglia e mi fanno un piedino da silfide. Non verrò oggi. Mi hai detto molto duramente, ma forse con ragione, che sono inadoperabile. La mia indisposizione continua e sono sempre in casa. Grazie del Debussy, lo studierò. Non ho voglia né di suonare né di cantare. Piccola, da 3 giorni agonizzo. Non so dire, né tu sai comprendere. Soffro di tutto, ma soffro di tutto in te e di te in tutto. E quella tua lettera atroce di ieri senza un palpito.